Consigliere Sergo, lei ha 4 minuti. Ci proviamo. Grazie Presidente e consiglieri. Intervengo su una mozione di cui abbiamo avuto il testo solamente pochi minuti fa, ma è difficile per me non poter esprimere tutto il mio rammarico per quanto sta accadendo nel nostro Paese e una volta di più per il metodo con cui si voglia lavorare, in questo caso non tanto in questo Consiglio quanto in Italia. Questo Paese è governato da persone non scelte dai cittadini, un Paese governato da un Parlamento delegittimato dalla stessa Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale definita Porcellum con cui è stato eletto. Le preoccupazioni per quanto sta avvenendo a Roma in questi mesi sono tantissime e come vi è noto non vengono sollevate solo da esponenti del Movimento 5 Stelle. Sono molteplici gli appelli di costituzionalisti e giuristi che vorrebbero mettere un freno a questo iter riformativo accelerato. Il rischio di vedere un accentramento dei poteri nelle mani di sempre meno persone è reale. Se poi queste persone non vengono nemmeno elette dai cittadini, le preoccupazioni aumentano. Pensiamo per un attimo anche solo che 21 senatori di nomina del Presidente della Repubblica rappresenteranno circa il 15% sul totale dei senatori. Sul merito della riforma in sé, che altro aggiungere? Di fatto sono state recepite le volontà dei saggi nominati in estate. Anche loro nemmeno loro avevano pensato alla non elettività dei componenti del Senato. Stranamente sembrano anni luce i discorsi fatti in quest'Aula per la perdita di democrazia dovuta al superamento delle province. Eppure nessuno sembra ricordare un particolare, che in questo nuovo Senato federale non siederà neanche un esponente di un movimento che ha preso il 25% dei voti alle scorse elezioni nazionali. Vorrei solo ricordare che su questi temi si è già espressa la volontà popolare non più di 8 anni fa, quando ci fu già un tentativo di superare il bicameralismo perfetto ed è stato bocciato dagli elettori italiani. Con un referendum con il 61% dei voti si sono espressi contro la proposta di riforma. Bene, vorrei capire come mai finora nessuno si chieda se sia normale che una riforma di questo tipo venga proposta e di fatto diretta da un governo e non dall'organo che sarebbe legittimato a farlo. Tutto normale dunque, allora si vada avanti, continuiamo così, diamo ancora più potere allo Stato, superiamo ogni volontà dei territori. Inutile ricordare sempre la stessa cosa, parliamo ad esempio delle grandi opere strategiche. Cosa è servito finora al no deciso dei comuni, dei sindaci, dei consigli comunali, dei comitati su questi progetti faraonici? Se si fosse dato retta ai comitati, ai cittadini, ai sindaci dei nostri territori, anche in questa regione, adesso avremmo di sicuro porti, aeroporti, ferrovie che funzionano, strade, autostrade. E invece ci ritroviamo treni fermi con le 4 frecce, altri in costante ritardo, colli di bottiglia ancora da superare, aumenti di pedaggi per opere presenti solo sulla carta, buchi milionari nelle partecipate, inquinamento, dragaggi ancora da fare e intanto le industrie chiudono. Ma la colpa non è di chi dice sempre no, la colpa è di chi ha anteposto per anni interessi di pochi a quelli degli italiani, di chi si lamenta del bicameralismo che blocca il governo del Paese, ma si dimentica che per approvare il lodo Alfano ci sono voluti ben 3 settimane, di chi ha provato a cambiare le regole del gioco più volte ma ha avuto il no dei cittadini, di chi ha provato infine a inserire la Costituzione del Senato federale nel proprio programma elettorale alle elezioni nazionali del 2013. Con questa mossa coraggiosa, e ovviamente non solo, di fatto si è visto dimezzare i voti presi nel 2008, da 13 milioni e mezzo a 7 milioni, ma di questo nessuno parla e noi stiamo discutendo di un loro programma elettorale. Per questi motivi siamo profondamente contrari a quanto sta accadendo, approviamo in parte quanto sostenuto nel documento delle conferenze delle regioni e delle province autonome, già di per sé critico verso la riforma, tranne il capitolo che descrive la composizione del Senato, sul quale la mancata possibilità di scegliere i suoi componenti da parte dei cittadini non può di certo trovare il nostro consenso. Grazie, quindi adesso passiamo agli ultimi 3 interventi.